Stiamo parlando di sport, parliamo del Treviso Calcio, nuovo pareggio al Tenni per il Treviso. Gli uomini di mister Zanin non vanno oltre l'1-1 contro il Sant'Arcangelo e sfuma così la possibilità di diventare prima grazie alla sconfitta del Casale. Il servizio di Nicola Brillo. Il Treviso non riesce a vincere in casa, finisce ancora in pareggio la sfida di ieri contro il Sant'Arcangelo, 1-1 il risultato finale con un gol di Madiotto. Non cambia la classifica con i biancocelesti ancora secondi, ma ad un punto si fanno sotto Rimini e Cuneo, quest'ultima grazie alla vittoria sulla capolista Casale. Partono meglio i padroni di casa con Stendardo che passa a Ferretti ma è fermato dal fuorigioco. Poi il Sant'Arcangelo con due azioni, prima Scotto, poi Tonelli. Il Treviso passa in vantaggio al 17° con un gran gol di testa di Madiotto su perfetto cross di Stendardo. Ancora l'attaccante trevigiano ci prova di destro, ma il tiro è debole. Nel secondo tempo prevalgono le iniziative degli ospiti. Nei primi minuti ci prova due volte Baldini, ma per fortuna senza alcun esito. Il gol è nell'aria e arriva al 54°, cross di Graziani e gol di testa di Ferri. Non c'è la reazione biancoceleste, i romagnoli si fanno avanti due volte con Scotto. Il Treviso ci prova alla fine con un tiro dalla lunga distanza di Spinosa, ma Bicchiarelli manda in angolo e sul colpo di testa di Madiotto è ancora il portiere a respingere. Oggi abbiamo visto una partita dove il risultato penso sia giusto perché abbiamo fatto noi un ottimo primo tempo, forse potevamo andare in vantaggio anche con due gol di scarto e un ottimo Sant'Arcangelo al secondo tempo e quindi diciamo che il risultato di parità è giusto. Oggi avrei preferito magari non segnare e aspettare ancora e vincere la partita visto che ne abbiamo bisogno. Però vabbè, andiamo avanti ancora su questa strada, che abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo siamo calati, ma magari il lavoro di una settimana impegnativa con tre partite, quindi ci può stare che nel secondo tempo, poi loro sono anche una buona squadra, quindi abbiamo sofferto un pochettino, però adesso abbiamo già un'altra partita domenica da vincere assolutamente.